Dite il Signore, benediciamo il Signore, a Lui ore nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Signore sia con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, oggi ricordiamo ancora un santo religioso francescano, San Francesco Maria da Camporosso. Francesco nasce a Imperia nel 1800. Fino a questo anno tento di fare del bene a tutti, per l'alta reputazione che torna alla sua persona come un santo, una volontà di amore lo spinse a chiedere propria immolazione per i genovesi colpiti dal colera, e con la sua morte, avvenuta il 17 settembre 1866, si estingue anche il colpito. Venne canonizzato da Giovanni XXIII. Ricordiamoli questi santi che ci hanno preceduto con la loro generosità. Per celebrare degnamente l'Eucaristia chiediamo al Padre il perdono che abbiamo bisogno. Il difensore dei poveri, a voi, Cristo che sei il rifugio dei deboli, abbi pietà di noi. Signore che sei la speranza dei peccatori, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, che in San Francesco Maria, tuo umile servo, ci hai dato un esempio singolare di carità operosa, fa che anche noi a sua immagine e imitazione e con il suo aiuto, generosità del prossimo, per il nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che regna con ecco. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questa parola è degna di ispira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un convertito da poco tempo, perché dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del è necessario sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderati nell'uso di
e conservino il mistero della fede. Perciò siano prima sottomessi ad una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano messi al loro servizio. Allo stesso modo le donne siano persone degne, non maldicenti, sobrie e fedeli in tutto. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Gesù Cristo. Parola di Dio. Voglio cantare inni a te, Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai, camminerò con cuore innocente. Camminerò con cuore innocente dentro la mia casa. Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi compie delitti, non mi starà vicino. Camminerò con cuore innocente. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo riderò al silenzio. Chi ha occhio altero e cuore superbo, non lo potrò sopportare. Camminerò. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino accanto a me. Chi cammina nella via dell'innocenza, costui sarà al mio servizio. Camminerò con cuore innocente. Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Il Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Naim e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto unico, rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Con la bara, mentre i portatori si fermarono, poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli, Gesù, lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da dicendo: grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di Gesù si diffuse per tutta la Giudea e in tutta la regione circostante. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato il racconto della risurrezione del figlio della vedova di Naim. È il terzo miracolo di resurrezione. Il Vangelo raccontato dal solo Luca. C'è anche la risurrezione dell'amico di Gesù, Lazzaro di Betania, riportato nel Vangelo di Giovanni, e poi la risurrezione del figlio di Gairo, della figlia di Gairo, ricordata da Matteo. Queste tre risurrezioni dei Vangeli
fanno come da corona di Gesù. Questo brano in particolare di Luca bisogna leggerlo con gli intendimenti dell'Evangelista, che lo ha scritto tenendo presente come in controluce la morte e la risurrezione di Gesù. Già il titolo Signore dato a Gesù da Luca, che la Chiesa darà a Gesù il risorto dopo la Pasqua, ed è per questo salvezza e risurrezione per tutti gli uomini. Per Luca la risurrezione è il traguardo della vita, di partenza della fede e della missione dei discepoli del Signore, della sua Chiesa. Gesù, racconta Luca, si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli, una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla sepoltura il figlio unico di una madre vedova, e molta gente della città era con lei. Bravura che è unica, traccia come un quadro le due processioni che si della morte che esce dalla città e porta il figlio al sepolcro, e la processione della vita che entra in città e accompagna Gesù. Le due processioni si incontrano e finiscono per confondersi tra loro. Gesù, vedendo la povera vedova in lacrime, ha compassione del suo dolore e le dice: non piangere, non piangere. Gesù si lascia commuovere dalla solitudine di questa povera donna vedova e già pensa di aiutarla. Si avvicina alla bara e dice: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto. Gesù consegna il figlio alla madre. Luca non aggiunge parola, ma possiamo immaginare la gioia di quella madre che ha ritrovato il suo figlio vivo. Tutti i presenti furono presi da timore, glorificavano Dio, un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Da questo racconto di Luca possiamo ricavare qualcosa che ci può servire, almeno due idee importanti. Innanzitutto, secondo il messaggio biblico, Dio è il grande amico, il grande amante della vita e di ogni genere di cosa viva, come scrive il libro della Sapienza. Inoltre la fede in Gesù come un impegno di servire la vita e la libertà delle persone e non la morte, non l'oppressione dei propri simili. Disgraziatamente l'uomo attuale è super progredito tecnologicamente, sembra preferire l'aggressione, il dominio, lo sfruttamento e non la convivenza pacifica, la solidarietà tra uguali.
e non c'è bisogno di parole in più perché stiamo vivendo situazioni di questo genere. Tuttavia il credente in Gesù deve proclamare sempre il carattere sacro della vita umana, questa vita umana che non è nostra, l'abbiamo ricevuta gratuitamente e c'è gratuitamente l'autore è il padre della vita. Ma voglio dirci quando dovremmo lasciarla. Scegliere la vita e difenderla contro tutti è il compito che Dio ha affidato all'uomo. Però che la qualità della vita non si misura dal livello economico, dal livello di produzione, di consumo, ma è radicata nel rapporto, nelle relazioni di amore con Dio e nell'amore, nell'amicizia, nella fraternità tra di noi. E allora ecco la conclusione. Consapevoli di quanto ciascuno di noi ha ricevuto con il dono della vita, ringraziamo Dio. Ringraziamo. E poteri di qua. Il Signore, amante della vita, è il Dio che salva. Perciò rivolgiamoci a Lui con fiducia dicendo: ascoltaci, Signore. Trovino nel Cristo la fonte gioiosa della loro fede e del loro donarsi agli altri in purezza e povertà. Per quanti nella società sono chiamati ad accompagnare le persone sole e in particolare coloro che sono stati provati da lutti e disgrazie, perché sappiano compiere ogni gesto con infinita delicatezza di un'autentica compassione, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i genitori provati da situazioni conflittuali, di incomprensione con i propri figli, perché non disgiungano mai l'autorità alla benevolenza, preghiamo. Per quanti sono alle soglie della morte, perché possano intravedere il volto mite e festoso del Salvatore, che li attende nella misericordia, preghiamo. Per noi tutti, perché celebrando questa Eucaristia e con la vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Signore, salvezza e consolazione di chi spera in te, fa che tutti possiamo sperimentare vita e che sempre ce la doni per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo sia la nostra offerta, o Signetta, per i meriti di San Francesco, ma infiammò di amore e si offrì vittima a te, tanto gradita, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, proclamare i prodigi della tua provvidenza, dei santi che seguendo Cristo si sono dei cieli, la natura delle origini, di a pregustare i doni mirabili, dure, anche il tuo servo, San Maria, merita la nostra lode, poiché con coraggio ha percorso la via regale della croce e ora si allieta ai nuovi cieli, alla nuova e beata terra dove abita la giustizia. E con tutti gli angeli acclamiamo insieme la tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna ai cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: e mangiatene
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo per la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa, rendila perfetta nell'amore. Il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli, addormentati nella speranza della risurrezione, e ricordati anche di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con il sangue di Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto del Chiesa che beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello che togli i peccati del mondo, dona.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la... Numero 109. Prendere con il mio cuore, ora umilmente sta nascendo amore. Dire che non son più solo, parte di una immensa vita che tenerosa risplende intorno a me, dono di Lui, del suo immenso amore. Ciao il cielo e le chiappe, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, di vita per le sue creature, dono di Lui, immenso amore, dono di Lui, del suo immenso amore.
Preghiamo. O Signore, la pace di preghiere del nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace con il Signore. Andiamo. Buona giornata a tutti. Il 393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal Padre consacrata col Figlio suo diletto e con il Santo Spirito. Ave Padre di Dio, in te riposa in pienezza di grazia ogni bontà e virtù. Di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste. Ave Signora Santa, Dio Maria.